Legge di stabilità, delega della riforma fiscale, novità in materia di contabilità, procedure per il rientro dei capitali dall'estero. Dal 1° gennaio sono già molte le novità fiscali per gli imprenditori e i professionisti. L'Associazione 2010 ha proposto annuale nel veneziano e a zero branco nel trevigiano Telefisco 2015, appuntamento con gli esperti del Sole 24 Ore per fornire in diretta via satellite da Milano le risposte ai tanti aggiornamenti in tema di fiscalità. Le norme aumentano ogni anno e la semplificazione auspicata dal governo sembra sempre più un'utopia. Quando si parla di semplificazioni o si fa, secondo il mio punto di vista, una operazione radicale e netta, oppure sono tutte norme di rabbercio che aumentano costi e burocrazia ulteriormente. Il fisco appesantisce il lavoro e la produzione, ma le tasse sono anche tema di dibattito e scontro politico. In questo momento sappiamo che la maggior parte del denaro non va a finire ai veneti, ovvero il denaro dei veneti non va ai veneti, ma va a pagare la politica, i costi della politica e purtroppo anche persone condannate. Le tasse dei veneti devono rimanere in Veneto, i cittadini avrebbero un controllo più diretto su come vengono spese. Invece, con la tassazione centrale si continua nel solito errore. Considerare il fisco solo dalla parte dello Stato, mai dalla parte del contribuente. I casi di morti di tanti imprenditori dovrebbero aver insegnato a una generazione, soprattutto quella giovane, i politici, il rispetto per chi lavora, per chi contribuisce. All'edizione 2015 di Telefisco è intervenuta da Milano Rossella Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate. Durante la mattinata sono finite sotto esame anche le novità sull'e-commerce che prenderanno il via l'anno prossimo e le semplificazioni sull'IVA con la modifica delle regole per le richieste di rimborsi.